Ciao a tutti, sono Silvia, sono una motociclista. La mia passione è iniziata quando ero bambina, però purtroppo mio papà non voleva assolutamente che la sua unica figlia femmina prendesse queste passioni maschili. Nonostante questo, all'età di 24 anni sono riuscita a decidere di fare la patente e gli ho detto papà o così o così, e quindi lui, per evitare di mandare in strada una persona senza esperienza, ha deciso di darmi una mano. Lui e i miei fratelli mi hanno insegnato ad andare in moto, inizialmente con un enduro, un TM 125 nel campo dietro casa. È stata una bella palestra e mi ha aiutato molto nell'imparare a gestire le emergenze. Naturalmente anche qui ho combinato una delle mie, perché la prima uscita con mio papà mi sono vestita tutti stivali, pantaloni da cross, maglietta, paraschiena. Esco, passaggio sterrato, asfalto sterrato, presa dall'entusiasmo mi sono stesa direttamente nell'asfalto. Per evitare che mio papà mi mandasse a cagare mi sono tirata su, male da tutte le parti, ho rialzato la moto e sono ripartita. Sempre lo stesso giorno sono salita su un passaggio dal torrente all'argine e mi ha detto mio papà aspetta che io ti prendo la moto, non ti preoccupare. Invece ovviamente io ho sempre fretta, per cui sono salita e sono andata a sbattere nell'albero e ho spaccato la frizione. Questo è stato il mio esordio in moto da enduro. Ad un certo punto ho dovuto decidere se andare in strada o fuori strada, perché i costi sono non indifferenti per tenere la moto. E mio fratello mi ha gentilmente imprestato il suo RS125 e lì mi sono appassionata all'asfalto. E ho cominciato con l'RS, poi con l'RSV1000 di quello che poi è diventato mio marito e poi il mio ex marito, e da lì è iniziata la mia carriera in strada, dal 2001. Le mie pistate sono state sempre molto da amatrice. Una delle volte in cui sono andata in pista mi si sono rotti i freni del Suzuki, sono arrivata a 200 all'ora alla bellissima curva della Zagabria a Rieca e ho fatto una fuoriuscita scalando 6 marce e mi sono schiantata nella ghiaia. E il bellissimo commissario mi ha detto vedi una donna che non sa guidare, e ho detto prova a frenare tu, testa di cazzo. Ha provato a frenare lui e il freno andava a pacco, per cui ho deciso che forse anche le donne sanno guidare. Man mano che sono cominciato ad andare via con i miei amici ho imparato molti trucchi del motociclismo, tante cose mi sono venute istintive, tante le ho guardate dagli altri, guardando si impara, e dopo 40.000 km con il GSX-R vecchio e quasi 100.000 con quello nuovo, qualcuno ha deciso di troncarmi la carriera. Dovevo andare a lavorare proprio il 17 luglio di pomeriggio e un cinese mi ha tagliato la strada mentre stavo allegramente andando a Merano. Non mi ricordo molto di questo incidente perché dal momento dell'impatto sul furgone fino al volo per terra ho un piccolo vuoto di memoria, però di buono c'è stato che ho fatto un giro in elicottero gratis, mi sono solo rotta una scapola e la mia passione per le protezioni mi ha salvato la pelle e mi ha salvato la vita. Quindi la lotta sul vestiario, sul casco, paraschiena, guanti e stivali ha sortito i suoi effetti. Questo incidente mi ha impedito di coronare il mio sogno di tagliare il traguardo di 100.000 km con il GSX-R 600, però purtroppo non era destino. Quindi il sacrificio più grande è stato stare 40 giorni senza moto, soprattutto d'estate, nonostante fossi una che andava in moto 12 mesi all'anno. Non sono riuscita a stare lontano dalle due ruote, per cui durante la convalescenza sono andata a vedere un ZX6R del 2011, bianco perla, che non aveva nessuno, bellissima come una bicicletta, e non vedevo l'ora di provarla. Ho fatto gli RX, l'ortopedico mi ha detto che avrei potuto ritornare in moto quando volevo, sono risalita in moto esattamente il giorno dopo. Mi sarà tutta, sono partita, ho fatto credo 120 km e contro il calcolo delle probabilità un'altra persona mi ha tagliato la strada e non mi ricordo assolutamente nulla, perché in questo caso l'incidente è stato di proporzioni un pochino più importanti da quello che mi hanno raccontato e ho avuto dei problemi a portare fuori la pelle, per cui diciamo che dal 26 agosto al 1 settembre non mi ricordo assolutamente nulla. Mi ricordo solamente che quando mi sono svegliata tra il primo e il 2 avevo un tubo in gola, ho aperto gli occhi e pian piano ho realizzato che non sentivo nulla dallo sterno in giù
ero sotto un lenzuole verde piena di ferri, piena di tubi, mi sono girata, c'era mio papà accanto e gli ho fatto un gesto come dire che cazzo è successo. Mio papà mi ha detto non ti ricordi niente, ti hanno tagliato la strada di nuovo. Il 2 settembre 2015 mi hanno estubato, finalmente ho potuto quasi parlare perché comunque dopo una settimana non avevo grande voce e in un momento di comprensibile sconforto ho detto a mio papà che avrei voluto morire perché veramente non è facile risvegliarsi in quelle condizioni e mio papà mi ha detto hai sempre avuto i controcoglioni, adesso li prendi e li usi per andare avanti e in effetti ha colpito nel segno perché io sono una persona competitiva e lo sono stata sempre nella vita, prima nella moto, poi nel calcio, di cui non ho parlato, però è stata una fase importante della mia vita. Poi l'ho usata per venire fuori da un anno di riabilitazione, che non è stato all'acqua di rose, perché comunque all'inizio si hanno molte aspettative, anche perché i dottori puntano sempre sull'ottenere il massimo. Poi pian piano vedi che migliori ma non quanto vorresti e trovare nuovi stimoli e nuove forze per affrontare ogni giorno non è proprio facile. Però se hai voglia di andare avanti li trovi. Io li ho trovati e continuo a trovarli ogni giorno. L'importante è vivere oggi per domani perché la vita ti cambia le carte in tavola, per cui se tu fai dei piani e ti attieni sempre agli stessi piani non vivi a pieno perché ti fai una scaletta e ti perdi le cose più belle della vita. Non ritengo di essere una disabile, non ritengo di essere una persona diversa, ritengo semplicemente di dover fare le cose in un modo diverso. Quindi ho cominciato a fare degli sport che posso praticare anche in carrozzina. Mi sono un po' difficili perché comunque ho una lesione abbastanza importante, senza contare una caterva di problemi ortopedici non indifferenti, però l'importante è non pensarci. Quindi ho cominciato con il basket in carrozzina, che mi ha permesso anche di conoscere una persona che è diventata una parte importante della mia vita. E ho cominciato anche a nuotare e mi hanno proposto un sacco di sport, però non ho ancora trovato qualcosa che mi appassioni come mi appassionava il calcio e la moto. Spero di trovarla a breve, quando la troverò ci metterò del mio per primeggiare perché la competitività non mi manca mai. Allora, la mia virgolette rinascita è stata anche merito sicuramente della mia famiglia e anche del milione di persone che sono venute a trovarmi in ospedale di continuo per quasi un anno. Questo è stato sia merito del fatto che sono sempre stata una persona molto socievole, sia del fatto che sono stata anche una persona social a livello internet. Non mi davano molte possibilità di tornare a casa viva, per cui quando sono riuscita a uscire dal coma ho ricevuto veramente 1 miliardo di visite di persone, anche di persone che non mi aspettavo sarebbero venute a trovarmi e tutto questo ti dà uno stimolo in più per andare avanti. E queste persone le vedo tuttora, sono anche dei motociclisti, sono delle calciatrici, sono persone che non hanno niente a che fare col mondo della carrozzina e della disabilità, però hanno capito che io sono sempre la stessa persona, per cui mi frequentano al livello di cui mi frequentavano prima. Nel frattempo sono riuscita anche a prendere la patente e quindi adesso sono indipendente, ho preso una macchina che mi dà soddisfazioni e riesco ad andare in giro e a vedere le persone che prima venivano a trovarmi, adesso hanno modo di vedermi nel loro habitat e non in ospedale. Posso ammettere di non essere ancora totalmente padrone della carrozzina, mi sto impegnando a guidarla bene, però le difficoltà sono sempre tante a livello stradale e anche a livello di trasferimenti da carrozzina a macchina, da carrozzina a bagno, da carrozzina a letto, perché la vita è un trasferimento continuo e se hai delle contrazioni che ti mandano le gambe in estensione, un trasferimento continuo con coefficiente di difficoltà è enorme. Però si vede che dicono che ti fanno affrontare difficoltà che puoi sopportare, si vede che ho la schiena ampia, probabilmente. Più di una volta sono caduta di faccia, di ginocchia, di schiena, insomma ho dato il meglio di me. Ultima, non ultima, l'altra sera sono andata in un albergo e per fare uno scalino mi sono fatta aiutare da un cameriere che invece di aiutarmi si è appoggiato alla mia carrozzina e mi ha fatto cadere di ginocchio in mezzo a un ristorante sul mare. Questo nutre il mio esibizionismo, diciamo così. Nonostante quello che mi è capitato, insomma, nella vita, ritengo che noi siamo quello che vogliamo essere, per cui indipendentemente da
come siamo esteriormente da quello che possiamo fare. Nel mio caso attualmente non posso camminare, io rimango comunque una motociclista e una pseudo calciatrice e rimango comunque la stessa persona che ero prima, con gli stessi valori, con lo stesso modo di pensare e con la stessa positività. Mi incazzo come tutti, ho le mie difficoltà come tutti, però ritengo che se ci soffermiamo sulle difficoltà ci perdiamo veramente un sacco della vita. Ce l'hanno regalata e godiamocela.